Febbre alta, mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie, ad aggravare il quadro, una forte anemia. Sono questi sintomi della malattia misteriosa che ha colpito una zona rurale del Congo, mietendo diverse vittime, molte delle quali giovani tra i 14 e i 18 anni. Ancora non si sa nulla di questo nuovo morbo. Si brancola un po' nel buio rispetto a quello che è, potrebbe essere un virus, un batterio, ci sono casi in famiglia, quindi di contatto stretto, sembrano più colpiti i giovani, tutto questo fa pensare anche a una malattia, un'infezione, magari una nuova variante di un virus che però ha circolato nel passato e quindi gli adulti risultano un po', diciamo, più protetti. Ora bisognerà attendere notizie dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che si è già mossa. Non bisogna fare allarmismi, ma attivarsi a livello internazionale, spiega il virologo. I dati attualmente a conoscenza sono la punta dell'iceberg di più casi che non sono stati segnalati perché meno gravi. Un team di esperti dell'OMS sta consegnando alle autorità locali medicinali essenziali, kit diagnostici per la raccolta dei campioni con lo scopo di compiere analisi e determinare rapidamente la causa della malattia. Ora davvero le ipotesi sono diverse, può essere influenza, può essere il Covid stesso, può essere il morbillo, può essere la malaria, perché c'è anche qui una segnalazione di casi di anemia, oppure varianti di una febbre virale, un'arbovirosi, la febbre di Lassa che in quei contesti c'è. Inquieta un po' perché la zona è anche vicina all'Angola, un territorio dove ci sono in corso guerre, contestazioni e quindi no, dovesse andare in quegli ambiti ulteriormente avremmo difficoltà a contenerla. Ora il rischio dell'Italia è basso, spiega, ma la situazione va monitorata costantemente e il livello di attenzione deve essere alto in porti e aeroporti. Viaggi di piacere in quelle zone o in Congo, per il momento sarebbe meglio evitarli.